500 volte Dinamo, tanti sono i successi tra i professionisti in Italia e in Europa. Dal colpaccio di Fabriano per 73-72 dell'8 ottobre 1989 al successo al Palasera di Migni di domenica contro il Torino per 96-82. Fanno 500 vittorie tra i professionisti. Considerando le 1046 partite giocate in Italia e in Europa, la Dinamo in A2 ha vinto 278 gare su 615, più 3 partite vinte in Coppa Italia, dove c'è persino il pareggio contro Cantù. In Serie A invece i successi sono 168 su 296 match tra stagione regolare e play-off. Il bilancio tra Final 8 di Coppa Italia e Supercoppa Italiana è di 11 su 17, quello delle 4 Coppe Europee è arrivata a 40 su 96. La prima vittoria della neopromossa squadra sassarese allenata da Cesare Pancotto venne ottenuta al terzo turno della A2 nell'89-90 sul campo del Fabriano. Grandi protagonisti furono Sci con 19 punti, Mossali con 16 e 7 rimbalzi, il tiratore Bini con 16 punti e 4 su 6 nelle triple, mentre Allen rimase a quota 8 ma catturò ben 16 rimbalzi. Di quella trasferta facevano parte anche Lardo, Mazzoleni, Mazzitelli, Ritossa, Porto e Campiglio. Il ritorno in A2 nel 2003 attraverso i play-off con la squadra guidata da Franco Ciani e presieduta dall'avvocato Dino Milia. La promozione in A2 del 2010 sotto la famiglia Mele, con Meo Sacchetti al suo primo anno da allenatore di Sassari e Jack De Vecchi, unico protagonista rimasto tra quelli che hanno festeggiato le 2 Coppe Italia, la Supercoppa Italiana e lo scudetto del 2015, 4 trofei conquistati con Stefano Sardara come presidente. C'è persino un successo in Eurolega, 92-80 contro lo Zalgiris Kaunas. Soprattutto ci sono 500 momenti di festa di una tifoseria che negli anni ha allargato i propri confini sino a comprendere tutta l'isola.